12 in punto, benvenuti, ben ritrovati con Focus TG, il nostro appuntamento delle 12 che poi vi terrà compagnia fino alle 13:30. Cercheremo un po' di vedere quello che succede a Nord-Est, che è successo nelle ultime ore, che succederà nelle prossime ore e ovviamente con i nostri tanti collegamenti che come sempre avremo con l'esterno, con i nostri colleghi che sono sparpagliati a Nord-Est. Non è un bel termine sparpagliati, ma rende l'idea del fatto che cerchiamo veramente di essere dappertutto nel nostro Nord-Est. Dicevo fino alle 13:30 insieme. Tante le notizie di oggi che arrivano sia dalla cronaca ma anche dalla politica e insomma notizie che interessano sicuramente a ciascuno di noi. E poi andremo a vedere anche qualche sito come diciamo affrontano le notizie del giorno le varie testate del nostro Nord-Est. E intanto io direi di andare a risentire cosa abbiamo il collegamento? No, non ancora. Ah, ecco, scusate. Allora, come prima cosa andiamo allora invece, e poi sentiremo l'assessore Marcato che era in esclusiva ieri sera a Focus con il nostro direttore Bacialli. Dicevo, primo appuntamento sicuramente è quello con Gallio, perché oggi è il Bomba Day a Stoccareddo, cioè insomma ieri operazioni preliminari, oggi credo paese addirittura evacuato per disinnescare un ordigno bellico che è ancora conficcato nel muro di un'abitazione. Monica Smidele ci racconta tutto, è in diretta con noi e con Alessandro Costacurta che salutiamo. Monica, raccontaci un po' dove sei e cosa succederà nelle prossime ore. Ciao. Buongiorno a te Federico, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo a Gallio, è aperto presso il municipio il CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, coordinato dalla Prefettura di Vicenza. Oggi è il Bomba Day a Stoccareddo per rimuovere un ordigno bellico conficcato nel muro perimetrale di un'abitazione, l'abitazione di Riccardo Baù, il giovane trentenne che ha perso la vita il 1° giugno nell'esplosione di un altro ordigno bellico analogo a quello che è stato rimosso oggi. All'opera da questa mattina gli artificieri dell'8° Reggimento Eugenio Guastatori Folgore di Legnago, coordinati dalla Prefettura, come vi dicevo, di Vicenza. Con me c'è appunto il viceprefetto di Vicenza Emanuele Cassaro, che saluto, e il comandante dell'8° Reggimento Eugenio Guastatori Folgore, Fabio Mariano. Buongiorno. Allora, come stanno andando le operazioni? Perché è arrivata una notizia proprio qualche minuto fa. Sì, qualche minuto fa i guastatori ci hanno comunicato che le operazioni di rimozione si sono concluse con successo. Le operazioni sono state precedute dall'evacuazione della popolazione questa mattina, è partita alle 7, un'operazione che si è svolta senza alcun intoppo, grazie al lavoro, devo dire, davvero magistrale che è stato portato avanti da tutte le componenti del sistema di protezione civile, un grande lavoro da parte delle forze dell'ordine e da parte dell'amministrazione comunale. Quindi noi già alle 8:30 i nostri guastatori hanno potuto iniziare questo intervento, un intervento davvero complesso per la tipologia di ordigno e per l'ubicazione di questa incastonatura all'interno del muro. I lavori erano complessi ma sono stati portati avanti devo dire in tempi record, quindi qualche minuto fa è stato rimosso, quindi tutto poi ricevuto perfettamente. Avere un plauso a tutte le componenti, un plauso all'amministrazione comunale e devo dire soprattutto anche alla popolazione. La popolazione ha dimostrato un senso civico altissimo, credo si è sentito anche questo senso di responsabilità anche in correlazione alla vicenda drammatica di giugno e quindi davvero il nostro compiacimento per questa grande prova di senso civico. Colonnello, allora, come sono andate le operazioni di rimozione di questo ordigno bellico?
Sì, le operazioni, come diceva il viceprefetto, sono iniziate questa mattina regolarmente grazie anche al contributo di tutte le forze dell'ordine impegnate sia per l'evacuazione che per il blocco stradale che è stato imposto nell'area rossa. Dopodiché si tratta innanzitutto di un ordigno della Prima Guerra Mondiale, un tubo esplosivo denominato torpedine bettica, che era, come diceva il viceprefetto, conficcato nel muro, quindi le operazioni di rimozione sono state complesse in quanto è stato attuato un approccio manuale per rimuovere gradualmente, facendo un foro laterale, rimuovere gradualmente le pietre in un muro che aveva una profondità di circa 50 centimetri. Ora le operazioni proseguiranno con il trasporto, grazie alla scorta delle forze dell'ordine, dell'ordigno in una cava nell'area di Asiago, dove avverrà il brillamento e quindi la definitiva chiusura delle operazioni di bonifica. Quando i cittadini di Stoccareddo potranno rientrare nelle loro abitazioni? Ma diciamo che adesso l'ordigno, ma credo mentre stiamo parlando, a brevissimo viene inserito in appositi mezzi dell'esercito italiano, e poi a brevissimo, appena finiamo questa intervista, darò l'autorizzazione al convoglio a partire. Non appena il convoglio uscirà dall'area rossa e della zona di Stoccareddo e poi di Gallio diretto verso Caberlaba, daremo l'autorizzazione, quindi a brevissimo potranno rientrare. Ecco. Federico, da Gallio è tutto, se non hai domande io restituisco la linea allo studio, ringraziando naturalmente i nostri ospiti. Certo, li ringrazio anch'io e i tuoi ospiti, grazie anche a te e ad Alessandro Costacurta, buona giornata, buon lavoro naturalmente per quello che vi aspetta, perché poi ovviamente nelle edizioni dei nostri notiziari racconteremo ancora più nel dettaglio quello che è accaduto in queste ore a Gallio, appunto con la rimozione di questo ordigno dal muro dell'abitazione del trentenne che purtroppo ha perso la vita. E adesso vi anticipavo di questa intervista in esclusiva del nostro direttore Luigi Bacialli all'assessore Roberto Marcato, protagonista di uno strappo comunque con la Lega negli ultimi mesi. Qualche polemica c'è sicuramente stata, in tanti si chiedono quale sarà il suo futuro all'interno del partito, e allora in un passaggio dell'intervista appunto di ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha risposto Roberto Marcato sul suo futuro soprattutto. Prima domanda, rimane o non rimane nella Lega? Perché sono state fatte tante ipotesi, venetisti, Forza Italia, quindi tutti si chiedono innanzitutto se Roberto Marcato resterà nel Carroccio. Sì, io rimarrò nel Carroccio nella misura in cui il Carroccio continua ad essere la mia casa. Perché io sono entrato nella Lega nel 92 per una serie di motivi. Sono entrato perché non sopportavo come veniva trattato il Nord, non sopportavo come veniva disegnato il Veneto, anche nella filmografia, nella letteratura c'era sempre l'uomo ubriaco e la donna un po' dedita al meretricio, ecco, sciocca, la servetta. Questi erano gli stereotipi dei veneti. Io questa cosa qua l'ho sempre vissuta malissimo, e nel momento in cui ho trovato un partito e soprattutto un segretario che era allora Bossi, che parlava di orgoglio del Nord, di rivendicazione di questi territori, insomma io là mi sono sentito a casa. Poi l'altro motivo per cui sono entrato in politica è che ho sempre odiato l'arroganza del potere, lo strapotere a volte di queste nullità che solo perché hanno il potere si permettono il lusso di calpestare gli ultimi, e poi il fatto di poter rappresentare magari i più deboli. Ecco, questi sono i motivi per cui io sono entrato in Lega. E quindi se la Lega continua a darmi la possibilità di poter lavorare per questi obiettivi, con questi valori, bene, altrimenti io dovrò fare le mie scelte. Certo che sarebbe opportuno oggi che la Lega facesse un congresso federale, perché troppi anni sono passati dove abbiamo detto molte cose, anche molte cose contraddittorie, e sarebbe opportuno che, come succede nella democrazia, la Lega si ritrovasse, facesse un vero congresso federale dove si discuta dei temi e si dà una linea politica. Dopodiché uno, se si riconosce nella linea politica, bene, altrimenti è del tutto evidente che deve fare altre strade.
Cioè, faccio un esempio banalissimo, al di là delle facili battute. Io per anni, assieme a Matteo Salvini, abbiamo combattuto l'ipotesi del ponte di Messina, ma l'abbiamo spiegato ovunque. Oggi invece diventa il provvedimento bandiera per quanto riguarda la Lega di questa finanziaria. Allora, si è capito che in realtà questa è un'opera che serve, strategica per il Paese, che porta economia. Spiegatelo, raccontatecelo, ditecelo e magari siamo disposti anche... Così, come su altri temi, no? Noi nasciamo autonomisti, federalisti, addirittura con un passaggio, una parentesi secessionista, tanto forte è il radicamento territoriale. Oggi noi faremo una manifestazione con la Le Pen che rappresenta quanto di più nazionalista ci possa essere in Europa. Allora anche qui siamo un partito nazionalista o siamo un partito federalista? Cioè queste cose le dobbiamo dire, ma le dobbiamo decidere una volta per tutte. Però io non vedo le piazze piene di leghisti, non vedo i gazebi che esplodono perché dalla gente che c'è sotto, non vedo la fila per fare le tessere, non le vedo queste cose, non sento questo afflato. E allora come si fa a ritornare a questo? Dando un'identità forte al partito. Quindi io spero che ci sia un grande congresso federale dove ci diciamo che cosa siamo e che cosa vogliamo essere per il futuro. Se queste saranno anche nelle mie corde, io continuerò ad essere leghista. E questa dunque era la lunga intervista che Roberto Marcato ha rilasciato al nostro direttore Luigi Bacciali a Focus in esclusiva. Avete sentito il futuro di Marcato, quindi legato alla Lega, però insomma con dei paletti, ecco, possiamo dire così. E sono le 12:11 se non sbaglio, vediamo, vi do la conferma. No, sono diventate le 12:12 nel frattempo. Siamo insieme da mezzogiorno, resteremo insieme fino alle 13:30 per raccontarvi quello che sta accadendo a nord-est. Adesso andiamo a Mestre perché Anna Maria Parisi ci racconta del secondo giorno di sciopero delle lavoratrici del Novotel di Mestre, quindi non è una situazione facile in generale per alcuni alberghi, in questo caso in particolare, dicevamo, secondo giorno di sciopero, ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Sciopero, sciopero, sciopero. Eccoci, siamo davanti al Novotel albergo che si trova a ridosso della tangenziale di Mestre in via Castellana. Nuovamente in presidio le lavoratrici, le cameriere ai piani di questo albergo. Secondo giorno di mobilitazione perché chiedono il rinnovo del contratto di lavoro, che è il contratto del turismo scaduto nel 2018. Lavoratrici che percepiscono 8,16 euro l'ora lordi e che dicono così non ce la possiamo fare, ed hanno oltretutto un contratto part-time. Con me ad appoggiare il presidio, le mobilitazione e i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, e il sindacato ADL Cobas con Sergio Zulian. Buongiorno Zulian, dunque secondo giorno di mobilitazione oggi. Sì, oggi è il secondo giorno di sciopero e ancora non abbiamo avuto nessuna risposta da parte dell'azienda, né da Zenit, che è diciamo l'azienda appaltatrice, nemmeno dalla committenza, cioè dal Novotel, che fa parte del gruppo Accor. Quindi le mobilitazioni andranno avanti, forse loro ci stanno cercando di mettere alla prova o pensano che stiamo scherzando, ma in realtà, come hai detto tu, insomma, la condizione è veramente insostenibile con l'aumento del costo della vita che c'è stato, e quindi, visto che la legge sul salario minimo non la faranno mai, vogliamo conquistare noi il salario minimo con le mobilitazioni. Anche perché diciamo che un anno fa avete ottenuto il rinnovo del contratto che prevedeva poco più di 7 euro all'ora, sempre lordi, sempre per questi lavoratori e lavoratrici. Sì, diciamo, queste ditte in appalto, per tanto tempo applicavano ad alcune lavoratrici, quelle con più anzianità, il contratto del turismo, e a quelle che assumevano dopo il contratto multiservizi pulizia, appunto sono 7,16 euro all'ora. Siamo riusciti a far applicare il contratto del turismo a tutti. Però diciamo anche il contratto del turismo, se non viene rinnovato, come non viene rinnovato, l'ultimo aumento è stato di gennaio 2018, quindi tra poco sono 6 anni, è chiaro che la situazione, ripeto, è insostenibile.
Ecco, nel momento in cui la ditta appaltatrice, la Zenit in questo caso, continuasse a fare orecchie da mercante, è il caso di dire, quali le prossime mosse? Perché diciamocelo, non è che i lavoratori possono già con questo stipendio ridottissimo continuare nella mobilitazione, perché non porterebbero a casa nulla. Certo, ma questo è il primo segnale che noi abbiamo voluto dare, un segnale molto forte, perché nessuna cameriera è entrata, quindi l'adesione allo sciopero è stata totale del 100%. Abbiamo avuto la solidarietà di tantissime altre persone, ma sicuramente le mobilitazioni proseguiranno. Sicuramente vogliamo investire le istituzioni di questa città che vive di turismo, ma fa soldi tanti qualcuno sul turismo, ma qualcun altro invece è costretto a situazioni di miseria, di sottopaga. Poi certamente anche le agitazioni, diciamo, adesso decideremo in assemblea, ma proseguiranno anche sotto altre forme, perché poi, vista la carenza del personale cronica che c'è in questo settore, se le lavoratrici se facessero solo le loro ore contrattuali, già tantissime camere non sarebbero fatte, quindi diciamo l'agitazione continuerà sicuramente. E sicuramente anche si chiederà, come ho capito, anche un tavolo con la Regione e con la mobilitazione che continuerà anche su Venezia, nelle sedi della Regione del Veneto, soprattutto in considerazione del fatto che il turismo nel 2023 è aumentato con un più 20%, circa il 23%, quindi è ragione per cui si chiede questo rinnovo del contratto. Sciopero! 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 E allora grazie per questi aggiornamenti ad Anna Maria Parisi legati allo sciopero delle lavoratrici del Novotel. Però da Mestre andiamo subito a Vicenza, perché Sharon Di Carlo con Simone Squarcina ci raccontano del pugno duro del questore di Vicenza Paolo Sartori sulla presenza di stranieri irregolari che compiono reati nel Vicentino. L'ultimo espulso è un pluripregiudicato che, finito il periodo di detenzione, è stato rimpatriato, ma sono tante le espulsioni dall'inizio dell'anno. Allora sentiamo gli aggiornamenti su questo tema a caldo, che comunque insomma continua a essere molto presente a Vicenza, da Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon, raccontaci tutto. Sì, buongiorno Federico, buongiorno a tutti i telespettatori. Vicenza sta sicuramente vivendo un momento molto delicato. In questi giorni il sindaco Giacomo Possamai è stato a Roma, ve l'abbiamo raccontato, ha incontrato il ministro Piantedosi per chiedere il ritorno dei militari di strade sicure e per aumentare le forze dell'ordine nel territorio. Da una parte quindi la richiesta del sindaco, dall'altra la richiesta dei commercianti che per proteggere la città da appunto criminalità e degrado chiedono più espulsioni che comunque continuano ad arrivare. L'ultima ieri, sono in compagnia, buongiorno, del questore Paolo Sartori. Buongiorno a voi. L'ultima espulsione è arrivata ieri, però facciamo il bilancio di quest'anno, nel 2023 tante espulsioni. Le attività che sistematicamente vengono intraprese per identificare, individuare sul nostro territorio persone che non hanno titolo per permanervi sono predisposte quotidianamente. I numeri che possiamo, come si dice, elencare dall'inizio dell'anno ad oggi sono sicuramente molto significativi e senza precedenti per quanto riguarda la provincia di Vicenza. Solo dall'inizio dell'anno ho disposto la revoca di oltre 140 permessi di soggiorno nei confronti di persone appunto che non avevano più il titolo per permanere nel nostro territorio. Sono state accompagnate ai centri di permanenza per il rimpatrio 61 persone e altre 11 sono state accompagnate all'aeroporto, imbarcate su voli diretti nei paesi di provenienza. Sono servizi che vengono predisposti, come dicevo appunto, quotidianamente e che stanno a significare il grande impegno che le forze di polizia, la Polizia di Stato, l'Ufficio Immigrazione della Questura stanno dedicando proprio per far sì che queste persone non si radichino sul nostro territorio per compiere attività illegali. Pugno duro, possiamo dire.
Un'Idduro assolutamente. Per quanto riguarda questo aspetto, io intendo e ho sempre inteso questa attività nel senso di applicare la legge nella maniera più rigorosa possibile. Grazie Federico, vorrei introdurre un altro argomento caldo in città, ovvero uomini che maltrattano le donne, perché in ospedale ci sono più di 50 casi al mese e in aumento, mi corregga Questore, anche gli ammonimenti appunto polizia in questo 2020. È particolarmente odioso fenomeno criminale in aumento, a differenza di quanto avviene invece per i reati contro il patrimonio. Si tratta appunto di fenomeni criminali, come ho detto, in aumento, che molto spesso determinano situazioni che, se non prevedono l'intervento tempestivo da parte delle forze di polizia, possono sfociare in vere e proprie tragedie. Per questo l'invito che io cerco di proporre sempre in tutti i contesti in cui intervengo sull'argomento è quello di denunciare ogni minimo episodio che possa far anche solamente pensare che vi siano violenze che possono degenerare in tragedie. Grazie al questore Paolo Sartori. Federico, da Vicenza è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a te Sharon, grazie al signor Questore, buon lavoro a tutti e anche a Simone Squarcina naturalmente che era dietro la telecamera. Giornata importante per la strage del bus di Mestre, perché c'è stata la super perizia con l'ingegner Migliorino, prima sul cavalcavia dove si è alzato anche un drone in volo, poi dove è custodito il mezzo, una super perizia che deve chiarire ancora i tanti dubbi che ci sono su questa tragedia. Vediamo. Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del superperito, l'ingegner Migliorino che vediamo proprio lì sul punto in cui la sera del 3 ottobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus. Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei 3 indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i 2 dirigenti del comune di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è iscritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne. Bene, grazie allora a questo aggiornamento, grazie a Ilaria Marchiori che ci ha aggiornato su questa situazione. Adesso ci colleghiamo con Padova per parlare di consumo di suolo, altro tema insomma delicato, importante, attuale, in particolare a Padova perché in effetti non è in una buona situazione la città del Santo su questo fronte, ci sono parecchie polemiche e probabilmente anche parecchi dati che non depongono a favore della città, quindi ci sono per questo sicuramente anche dei numeri, ecco così possiamo dire, che ci possono interessare. Allora andiamo e questi sono i dati del rapporto ISPRA di cui ci parlerà adesso Valentina Visentin con il suo ospite. Padova tra le peggiori città d'Italia. Allora te la linea Valentina, raccontaci un po' insieme al tuo ospite Sandro Ginessi di Lega Ambiente, raccontaci un po' tu e Andrea Benetti, ecco naturalmente è importante ringraziare anche il nostro Andrea dietro la telecamera. A te Valentina.
Sì, buongiorno, è proprio così. Padova tra le peggiori città del Veneto per quanto riguarda il consumo di suolo, quinta città a livello nazionale, prima in Veneto, una regione che nel complesso si conferma tra le peggiori per il consumo di suolo secondo il rapporto ISPRA del 2023, perché sono stati mangiati dalle nuove costruzioni oltre 700 ettari. Anche Venezia è tra le province dove è avvenuto il maggior consumo di suolo, con il comune di Spinea. Legambiente, qui con me, come ben detto Federico, c'è Sandro Ginestri di Legambiente Padova, punta il dito su quella che è l'ultima legge regionale, che ormai è datata a 6 anni, perché di fatto si conferma un fallimento, non tenendo conto, secondo Legambiente, di 2 aspetti che invece vengono presi in considerazione da ISPRA per calcolare il consumo di suolo. Certo, noi constatiamo i dati: il Veneto è la seconda regione per consumo di suolo in Italia e anche la seconda regione per incremento netto dell'ultimo anno, sempre dietro la Lombardia. Quindi, e soprattutto si consumano oggi circa 750 ettari all'anno contro i 500 che si consumavano prima della legge regionale. È evidente che c'è una revisione, da fare, qualcosa che non va. E tra le cose che non vanno c'è sicuramente un diverso approccio a quelli che sono i nuovi impianti per la logistica e per la grande distribuzione. Pensiamo che la legge regionale nemmeno li considera nel calcolo del consumo di suolo, perché passano attraverso delle procedure SUAP semplificate, e invece sono una delle cose che sta consumando più, secondo l'ISPRA, proprio nel nord-est, al primato degli incrementi per la logistica e la grande distribuzione. Basta guardarsi attorno. Qui a Padova, ad esempio, abbiamo un progetto a Granze di Camin di una catena di supermercati, vuole costruire un hub logistico su 10 ettari, anzi 15 ettari di terreni agricoli. Questo per la legge regionale non sarebbe considerato consumo di suolo, invece lo è. Lo sarebbe come se venisse fatto. Speriamo che non venga fatto questo progetto. Ecco, un po' di dati li aveva già accennati, quindi com'è cambiato negli anni il consumo di suolo, quanto è aumentato? Diciamo che c'è stato, rispetto a un boom del decennio scorso, un pochino rallentato, ma non abbastanza. Noi dovremmo fermare il consumo di suolo entro il 2030, sempre secondo la legge regionale, e invece il consumo di suolo sta aumentando. E allora è evidente che bisogna intervenire di più nel fermare le nuove edificazioni nelle aree verdi, soprattutto quelle che non hanno un ritorno dal punto di vista di interesse pubblico, e puntare di più sulla ristrutturazione, sulla rigenerazione, sulle nuove tecnologie. Grazie allora a Sandro Ginestri. Questo è il punto per quanto riguarda non solo Padova ma in generale tutto il Veneto. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie a Sandro Ginestri e insomma non buone notizie che arrivano dunque dal nostro territorio, purtroppo. Abbiamo parlato dell'autobus di Mestre, la tragedia di un paio di settimane fa. E bene, ci sono ancora dei feriti ricoverati e quindi facciamo il punto della situazione con il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, per capire qual è la situazione, qual è il bilancio, diciamo così, attuale e aggiornato sui feriti. Abbiamo già dimesso il signore Spagnolo, che era il fratello della signora che invece è ancora in terapia intensiva. Stiamo dimettendo la mamma della bambina e anche l'altra signora giovane, insomma, e stiamo cominciando con molta gradualità a tentare il risveglio della bambina. C'è ottimismo? Ma l'ottimismo non deve mancare mai, insomma, no? Certo, da come siamo partiti c'erano veramente delle preoccupazioni molto serie. La situazione è sicuramente, per quanto riguarda le 2 persone che abbiamo sempre tenuto con molta in terapia intensiva, con molta attenzione, che abbiamo seguito con molta attenzione in terapia intensiva, insomma la situazione sta andando discretamente, ecco, diciamo così. Bene, questo è l'aggiornamento dunque per quello che riguarda la strage del bus di Mestre. Cambiamo argomento, adesso parliamo del crack di Veneto Banca. Sono state formalmente chiuse le indagini del terzo filone dell'inchiesta. Ci sono 12 indagati per bancarotta fraudolenta, tra loro Vincenzo Consoli e Flavio Trinca.
Tra i 12 indagati stavolta per bancarotta fraudolenta ci sono ancora loro, Vincenzo Consoli e Flavio Trinca, questi due nomi più altisonanti del terzo filone d'inchiesta sul crack Veneto Banca. I PM trevigiani Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno chiuso le indagini pochi giorni fa. L'accusa è che attraverso l'erogazione di prestiti a soggetti potenzialmente insolventi siano stati dissipati 320 milioni di euro, finanziamenti concessi a una ventina di società tra l'inizio del 2000 fino al crack, per cui venivano presentate garanzie sovrastimate dalla stessa banca per concedere il via libera. Mera speculazione immobiliare, l'ipotesi portante, con Consoli, ex amministratore delegato del FU Colosso Montebellunese, e Trinca, ex presidente. Ci sono diversi dirigenti, funzionari e consulenti dell'istituto, nessun consigliere però del CDA. Non ci sono le prove che fossero a conoscenza delle operazioni. Secondo il procuratore De Bortoli, sempre convinto che in Veneto Banca non si muovesse foglia senza che Consoli ne fosse perlomeno informato, il famoso uomo solo o quasi al comando. Consoli finora è stato condannato a 3 anni per ostacolo alla vigilanza, mentre il processo che lo vede imputato per truffa si avvia verso la prescrizione. Le parti civili restano fiduciose. Io confido seriamente sulla possibilità che il primo troncone, quello a carico solo del solo ragionier Consoli, arrivi a sentenza definitiva prima della prescrizione. E analoga considerazione mi viene da fare per il processo penale a carico, dico, della società di revisione. In realtà imputata è il capo revisione, ma la società di revisione PwC è presente come responsabile civile. Ma si attende anche la declaratoria definitiva dello stato di insolvenza, procedura che lo stesso Fadalti rivendica e che di fatto è alla base dell'intero impianto accusatorio. Parliamoci chiaro, l'iniziativa è stata ed è stata soltanto nostra. Il pubblico ministero l'ha coltivata, ma l'abbiamo intrapresa noi, con una sorprendente opposizione dei commissari liquidatori. La pronuncia della Cassazione è attesa per fine novembre, con delle conseguenze pratiche. Se al 31 dicembre 2013 la banca era già insolvente, avrebbe dovuto fermarsi allora. Invece di proseguire l'attività, fare un aumento di capitale nel 2014 e approvare i bilanci successivi, ha voluto dire approvare bilanci ideologicamente falsi. 12:31, questi gli aggiornamenti, Focus TG con voi da mezzogiorno fino alle 13:30 e adesso un paio di notizie di cronaca perché la circolazione ferroviaria è ferma dalle 9:30 questa mattina in seguito alla morte di una donna sui binari tra Montebello e Altavilla, quindi parliamo del Vicentino. La linea Milano-Venezia è ferma, possibili ritardi per i treni e possibili cancellazioni e limitazioni del percorso per i treni regionali. C'è una notizia che arriva anche dal Mose perché per il terzo giorno consecutivo il sistema Mose è stato attivato in tutte le bocche di porto per tutelare Venezia dall'acqua alta. Stamattina picco di marea previsto di 120 centimetri in mare, in città l'acqua invece un massimo di 85 centimetri, in serata 105 centimetri alle 22:15. Domani marea ancora più alta, quindi è attesa 140 centimetri alle 10:30, quindi insomma sono fenomeni favorevoli all'acqua alta che pare proseguiranno fino a martedì. Adesso vediamo un po' cosa è successo a Genova, dove c'è l'Assemblea Nazionale dell'ANCI che è in corso, quindi i comuni italiani riuniti per far sentire la loro voce. Il presidente veneto è Mario Conte, che è intervenuto sul tema delle infrastrutture e dell'area vasta. Sentiamo. Tanti sindaci che arrivano da sud, da nord, da est e da ovest, ma tutti uniti da un unico grande obiettivo, che è quello di servire al meglio le nostre comunità e quello di gestire al meglio le risorse che i nostri cittadini ci mettono a disposizione. A Genova è entrata nel vivo la 40ª Assemblea Nazionale dell'ANCI, aperta nella prima giornata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Hanno ribadito l'importanza del ruolo dei sindaci nelle comunità in un periodo storico particolarmente complicato per i nostri cittadini, ma anche ricco di grandi opportunità, unica su tutte il PNRR.
I fronti aperti sono molti e si proseguirà a discuterne nella 3 giorni dedicata ai comuni. Ovviamente questo è anche un momento dove i sindaci d'Italia si confrontano sulle criticità che quotidianamente incontriamo nel servire la nostra comunità, dalla mancanza di personale alle incertezze sul trasferimento dei fondi, alle complicazioni da un punto di vista normativo, e quindi ognuno di noi porta la sua testimonianza, porta delle buone pratiche da poter condividere. Da presidente dell'ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte ha partecipato al panel incentrato sulle infrastrutture a cui sono intervenuti enti, aziende e il ministro Matteo Salvini. I sindaci non devono più guardare a cosa hanno ereditato, ma a cosa lasceranno in eredità, ha detto Conte, con un approccio dall'orizzonte ampio. Consente di ragionare da area vasta e non da singolo comune, di uscire dai limiti dei confini comunali e ragionare come un'unica grande comunità. Dobbiamo far rete, dobbiamo condividere, dobbiamo cominciare a ragionare davvero oltre i confini e oltre gli schermi. 12:35, pronti a uscire di nuovo dallo studio di Focus TG, veramente senza respiro oggi questo avvio di Focus TG, come sempre, come tutti i giorni, e subito in collegamento con Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto che sono a Treviso. Buongiorno Francesca, ti vediamo, raccontaci tutto. Buongiorno. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori. Insieme a me l'assessore Riccardo Barbisana, assessore al bilancio, e già questo fa un po' tremare i polsi, perché la notizia che riguarda non solo il comune di Treviso ma riguarda tutti i comuni è quello di necessariamente dei tagli a fronte di entrate sempre più risicate da parte del governo centrale, e questo naturalmente per far quadrare i bilanci si traduce in che cosa, assessore? Innanzitutto, partiamo subito andando con ordine a quanto ammontano gli aumenti. Noi sappiamo gli aumenti in primis riguardano le bollette, come per tutte le famiglie, anche per le istituzioni, e quindi luce e gas, ma ci sono altre spese che vanno a pesare. Sì, infatti non sono tanto le entrate in diminuzione quanto la maggiorazione delle spese e l'inflazione che, come ha colpito tutte le famiglie, ha colpito anche il comune di Treviso e anche tanti altri comuni del Veneto, almeno che io sappia. Abbiamo avuto 900.000 euro in più solo per l'energia elettrica, $500.000 in più, cioè vuol dire più del 50% per il gas. Abbiamo avuto oltre 200.000 euro di spese per il contratto del verde, cioè vuol dire avere sempre gli stessi servizi ma doverli pagare di più, perché i costi da parte delle aziende che fanno questi servizi per il comune sono aumentati anche per loro. Aumenti di 20.000 euro circa per il trasporto scolastico, aumenti dal punto di vista del servizio idrico integrato. Questi sono aumenti che noi abbiamo registrato 21 su 22. Diciamo che sull'assestato del 23 però non abbiamo buone notizie, e se tanto ci dà tanto il perdurare della crisi in Ucraina, lo scoppio dell'altra guerra latente o possibile sulla striscia di Gaza tra Israele e palestinesi e Hamas, ecco, non ci fa presagire che ci possano essere riduzioni. Scontiamo ormai da anni aumenti sul tema delle materie prime che si riflettono sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori pubblici. Tutto questo ci mette in una condizione di difficoltà, stante il fatto che le leve finanziarie sulle quali un comune può sperare non sono poi tantissime, e che la situazione generale, con una Germania in crisi, con un PIL che retrocede di quella che dovrebbe essere la locomotiva d'Europa, vedo anche che non permette al governo di fare una finanziaria molto grassa, e pertanto pochi soldi per lo Stato, pochi soldi per i comuni, e bisognerà pensare a un taglio o a una riorganizzazione dei servizi. Da sottolineare, Federico, che il comune di Treviso aveva messo da parte anche un tesoretto per le spese, però anche quello è stato pian piano, come in ogni facendo di nuovo il paragone con le famiglie, è stato intaccato necessariamente. Sì, è stato eroso appunto da questi aumenti. Fino ad oggi siamo riusciti a tener botta, diciamo così, specialmente negli anni 2000 precedenti a questi proprio che stiamo vivendo, però poi il bilancio non fa più avanzo, nel senso che l'avanzo si erode sempre di più, e quindi i soldi che non vengono impiegati in un anno solitamente possono essere impiegati l'anno scorso. Permettetemi di spiegare in modo molto semplice il meccanismo, e questo avanzo si sta sempre più erodendo, e se prima si poteva far conto su quanto veniva stanziato nel bilancio di previsione più
l'avanzo dell'anno precedente. Oggi possiamo far conto solo su poche cifre per l'avanzo, per lo stanziamento di previsione e ancora molto meno sul tema dell'avanzo. E quindi necessariamente si deve intervenire con dei tagli. Il sindaco Mario Conte ha messo un paletto, quello del sociale, che non va toccato, e allora dove si mette le mani? Beh, su tutta quella che è la contribuzione, nel senso che noi dovremmo fare una scelta tra ciò che è obbligatorio e ciò che non è obbligatorio, ciò che è nella stretta competenza del comune e ciò che non lo è, e tra ciò che è sotto contratto e ciò che non è sotto contratto. Quindi tutto ciò che il comune oggi fa ma che diciamo esorbita rispetto alla sua stretta sfera di competenza potrà essere rivisto. Tutto quello che è il tema della contribuzione alle attività produttive oppure alla cultura, questo non ce lo impone sicuramente la legge, però ha fatto diventare Treviso una città di richiamo, direi, internazionale da certi punti di vista. Questo Treviso inizia a rischiarlo. Quindi, se abbiamo capito bene, potrebbero essere toccate delle opere pubbliche, immaginiamo, dei contributi anche alle attività commerciali e anche eventi che, come diceva lei, hanno fatto di Treviso un punto di riferimento per quanto riguarda la cultura. Sì, certo, eliminare una opera pubblica non libera esattamente i soldi che potrebbero servirci per la spesa corrente, però siccome abbiamo problemi anche sulla spesa da investimento, quindi qualche opera pubblica dovrà essere rivista, ridimensionata oppure rinviata. Avete già qualche idea? No, perché lo stiamo costruendo in questi giorni. Il bilancio di previsione andrà licenziato entro il 31/12, ma solitamente prima di Natale, e quindi abbiamo ancora un mese e mezzo circa per costruire il provvedimento e ne stiamo discutendo. Prima di tutto che discuterne con i mezzi di informazione, ci teniamo a discuterne con la nostra maggioranza. Un'ultima domanda, siete un po' delusi dal governo amico? No, non particolarmente, perché se loro avessero i soldi per fare tutto e a noi non dessero i soldi per fare niente, allora probabilmente potremmo parlare di una certa disparità, però mi rendo conto e vedo che c'è una finanziaria che anche per le casse dello Stato non è così florida e rosea, quindi diciamo che non sento questa, come si può dire, lacerazione tra territorio e Stato centrale in questo momento, vedo solo che sono vacche grasse per tutti. Vacche magre, scusatemi. Magari fossero vacche grasse. Grazie davvero all'assessore Riccardo Barbisan. A te la linea, Federico. Francesca, grazie all'assessore, grazie a Nicoletta Rizzetto, buon lavoro. Torneremo su questo tema ovviamente nei notiziari, insomma soldi, che è un tema che interessa a tutti i cittadini. Adesso vi raccontiamo quello che è successo ieri a Sospirolo, nel Bellunese, dove un SUV ha centrato in pieno un cervo spuntato all'improvviso. Per fortuna nessun ferito grave tra chi si trovava a bordo del veicolo. Dal 18 ottobre, con l'incidente che è costato la vita a Manuel Favaro, e poi con un altro investimento il 22 ottobre sulla A28, sono addirittura 3 gli impatti tra auto e questi ungulati, come si chiamano tecnicamente. Sono passati solo 7 giorni dal terribile incidente stradale in cui è stato coinvolto un ungulato e che è costato la vita al 35enne Manuel Favaro, e la cronaca ha rischiato di ripetersi nuovamente questa mattina. Attorno alle 8, infatti, nel tratto della strada provinciale 2 che collega la frazione di Oregni alla statale 50 in comune di Sospirolo nel Bellunese, un cervo è spuntato all'improvviso dal ciglio della strada speronando un SUV che stava transitando con a bordo padre e figlia. La vettura è quindi uscita pericolosamente di strada ed è finita sull'adiacente campo agricolo, per fortuna senza conseguenze gravi per chi era a bordo, mentre il cervo è deceduto. La bambina, visibilmente sotto shock, è stata trasportata dai tecnici del SUEM all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'autovettura, mentre i carabinieri forestali e la polizia provinciale si occupavano della rimozione della carcassa dell'ungulato, e alle 9:30 il traffico è potuto riprendere regolarmente. E allora proseguiamo con il nostro focus, però ci fermiamo prima per un attimo, poi torniamo, notizie, collegamenti, tutto quello che serve per affrontare la giornata essendo a conoscenza di quello che avviene nel nostro nord-est. Tra un attimo.
Eccoci tornati a Focus TG insieme fino alle 13:30. Siamo già usciti più volte dallo studio, siamo andati a Padova, a Mestre, a Treviso, a Bassano, o meglio a Gallio, per parlare del Bomba Day. Insomma, abbiamo già fatto parecchi giri fuori dallo studio, ovviamente intervallate queste uscite da notizie e servizi dei nostri colleghi delle varie redazioni di Media Nord-Est. E la cronaca adesso, andiamo a Vicenza per parlare di un pusher, uno spacciatore tunisino che è evaso. Evade dagli arresti domiciliari e tenta di fuggire dall'Italia a bordo di un treno. Arrestato per la seconda volta uno spacciatore tunisino di 31 anni. Era fine settembre, infatti, quando in 3 appartamenti a Vicenza, 2 in Viale Trento e un terzo in Viale Mora, erano stati trovati e sequestrati dalla Guardia di Finanza 500 grammi di hashish e cocaina, oltre 10.000 euro in contanti e 14 smartphone. E qui il primo arresto. Il 31enne, infatti, insieme a un altro tunisino di 28 anni, fu arrestato in flagranza di reato. Posto agli arresti domiciliari, il pusher ha poi evaso l'abitazione, abbandonandola senza autorizzazione. Immediata la risposta del GIP del Tribunale di Vicenza, emessa un'ordinanza di aggravamento della misura, disposta infatti la custodia cautelare in carcere. Una caccia all'uomo durata poche ore. Gli agenti della Guardia di Finanza di Vicenza, dopo aver effettuato specifici controlli in città, nei luoghi normalmente frequentati dal 31enne, hanno esteso le ricerche anche sui mezzi pubblici diretti fuori regione, allertando anche le parti di confine. Ed è proprio lì, al confine tra Italia e Svizzera, che i militari della Guardia di Finanza di Chiasso hanno individuato il fuggitivo a bordo di un treno mentre tentava di fuggire dal territorio italiano. Tratto nuovamente in arresto, il tunisino è stato portato nel carcere Bassone di Como. Continuiamo purtroppo a parlare di droga, lo facciamo spostandoci nell'Alta Padovana, dove c'è stata un'operazione dei carabinieri a Piazzola sul Brenta con arresti e denunce. Blitz antispaccio dei carabinieri a Piazzola sul Brenta, il bilancio è di un arresto e 4 denunce. I militari hanno fermato un tunisino 20enne in Italia senza fissa dimora e denunciato 3 tunisini, tutti minorenni di 16 e 17 anni, in Italia senza fissa dimora. Un altro tunisino, 33enne, per violazione del divieto di dimora nella provincia di Padova. I militari, appostati nei pressi degli impianti sportivi e del parco giochi per bambini di Tremignon, hanno visto cedere da parte dell'arrestato una bustina con 1 grammo di cocaina, suddivisa in 2 dosi, a 2 cittadini italiani che sono stati fermati e perquisiti. Nell'appartamento messo a disposizione da un cittadino rumeno in cambio di qualche dose di sostanza stupefacente, altri 8 grammi di cocaina divisa in 10 dosi già pronte per essere vendute. Durante la perquisizione arrivava un tunisino denunciato per aver violato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Padova. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, 2 minorenni sono stati affidati a una struttura per minori, mentre il terzo ai familiari. In città, intanto, a Padova scoppia la polemica per le imprese di un anonimo ciclista che, insomma, si vede in alcuni video che fa delle evoluzioni folli lungo la strada in bicicletta, sfiorando tra l'altro gli autobus. Stanno facendo il giro della rete le foglie acrobazie di un ciclista a Padova. È lui stesso a postarle sul suo profilo Instagram. VG22 il soprannome che usa sui social. La sfida è quella di impennare davanti a bus e tram e svoltare il più tardi possibile. Molti i video che lo ritraggono mentre affronta i mezzi pubblici. Le impennate però non si fermano alle strade perché il ciclista mascherato usa anche i portici per le sue spericolate evoluzioni. C'è preoccupazione per questo fenomeno da parte degli autisti dei mezzi pubblici che tramite i rappresentanti sindacali chiedono che venga identificato al più presto dalle forze dell'ordine. Sulla questione si è mosso anche il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, che con un post su Facebook definisce imbecille il protagonista dei video che mette a repentaglio la sicurezza pubblica ed è un cattivo esempio di civiltà.
Non possiamo tollerare l'incoscienza e la ricerca di fama a spese della sicurezza, del benessere di tutti, conclude sui social Gottardo. Adesso parliamo di un'auto pirata a Montebelluna, siamo nel Trevigiano, con numerosi incidenti, 8 feriti, insomma una notte difficile sulle strade della Marca, però nel frattempo potrebbe avere le ore contate un automobilista che ha travolto un pedone e poi si è dato alla fuga. Le autorità competenti stanno svolgendo le loro indagini, non escludo che il responsabile venga individuato entro breve. Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ha investito un pedone lungo via Bassanese e poi si è allontanato senza fermarsi e prestare soccorso. L'incidente è avvenuto a Montebelluna poco prima delle 3 del mattino. La vettura ha travolto un 45enne residente a Bolzano che camminava a bordo strada assieme al fratello e un amico. Una strada questa già teatro pochi giorni fa del terribile schianto tra un furgone e una corriera MOM con 2 vittime. Il 45enne è stato soccorso dall'ambulanza del SUAM e ricoverato presso l'ospedale di Montebelluna. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini a cura del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna, l'amarezza del sindaco Adalberto Bordin. Ammesso che per le persone pecchino di senso civico, e questo sinceramente non me lo so spiegare, almeno abbiano il buon senso di pensare che esistano le telecamere. A pochi chilometri dal centro di Montebelluna, nei pressi di un incrocio, altro incidente fra 2 auto. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale. Mi sono riguardato un po' di dati del primo semestre degli incidenti avvenuti nella Marca trevigiana. Sicuramente sono dati allarmanti, sono dati che fanno riflettere. Una nottata davvero difficile, numerosi gli incidenti accaduti nella Marca con 8 feriti complessivi tra Casier, Altivolo e Treviso e appunto Montebelluna. In via Oriole a Casier un'auto è finita fuori strada rovesciandosi su un fianco, feriti conducente e un passeggero. In via Mura ad Altivole altri 2 feriti nello schianto tra 2 mezzi, uno dei quali è finito fuori strada. A Porte a Calvi a Treviso a tarda ora una donna ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero e rimanendo ferita. A Ormelle infine scontro fra 2 auto, uno dei 2 guidatori è stato elitrasportato a Treviso, l'altro automobilista portato in ambulanza a Oderzo. Adesso ci occupiamo di lavoro, ci occupiamo di salario, un tema sul quale la CNA del Veneto, quindi insomma la Confederazione degli Artigiani, ha le idee chiare. Serve una contrattazione, 9 euro all'ora non bastano. Il salario minimo al centro dell'approfondimento nei giorni scorsi della CNA del Veneto. La questione è complessa e articolata e va assolutamente approfondita con la contrattazione. Ai lavoratori vanno assicurate prestazioni, quali quelle di welfare, ad esempio, che vanno ben al di sopra del salario minimo e che nel caso rischierebbero di sparire. Prestazioni che nel complesso valgono certamente più di 9 euro all'ora in busta paga. Così, in estrema sintesi, Matteo Ribon, direttore della CNA Veneto. Noi riteniamo che la contrattazione sia importante, soprattutto la contrattazione che è in grado di essere vicina al territorio, che ha consentito nell'artigianato di creare un sistema di welfare importante come quello della bilateralità che va salvaguardato. La questione che a livello nazionale riguarda il 3% dei lavoratori in realtà non terrebbe conto delle fasce dei cosiddetti lavoratori poveri, quelli cioè che pur avendo un contratto non hanno un adeguato trattamento economico. Oggi il CNEL ne certifica oltre 900, noi crediamo che una delle prime cose che debba essere fatta è quello di andare ad individuare quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro che davvero garantiscono tutele per imprese e per i lavoratori e soltanto quelli dovrebbero essere applicati. Adesso torniamo sull'altopiano, ci siamo stati poco fa con Monica Smiderle per raccontarvi del Bomba Day a Gallio, dove un ordigno è stato, diciamo, disinnescato, ma soprattutto estratto dal muro di un'abitazione, evacuato il paese. Insomma, ci hanno raccontato gli addetti ai lavori, in particolare gli artificieri, come hanno lavorato. Rimaniamo sull'altopiano, ma insomma, cambiamo argomento, perché all'interno del sacrario di Asiago non ci saranno cerimonie per il 4 novembre, si solleva così tutta una questione legata ai sacrari dimenticati e ce ne parla l'onorevole Racchella che dice siamo alla frutta.
Sacrario di Asiago chiuso per pericoli di stabilità, tanto che la tradizionale cerimonia del 4 novembre per rendere onore alle migliaia di caduti in guerra non si farà dentro. Dentro si terrà solo una fugace deposizione di una corona d'alloro, una toccata e fuga di appena 6 persone autorizzate all'ingresso. E sul restauro che permetterebbe la riapertura di questo luogo, un silenzio che fa male. In condizioni penose versa pure il Sacrario di Bassano con i suoi oltre 5.000 defunti, edificio che fu per anni meta di migliaia e migliaia di persone in attesa dei benedetti lavori di messa in sicurezza, ma nonostante i tanti appelli nulla si muove. Siamo veramente alla frutta. Il tempo della retorica è finito. Dobbiamo tutti reagire per avere la forza, la volontà e la trasparenza di fare certi discorsi in certe occasioni a testa alta e guardandoci negli occhi. Racchella, già onorevole, poi anche ora che è sindaco, tanto si è battuto per la riqualificazione di questi luoghi sacri, gli ossari dei nostri caduti, e lancia un appello forte. Non dimentichiamo che ha combattuto e ha dato la propria vita per la propria libertà, per la nostra libertà, ma soprattutto non dobbiamo mentire a noi stessi. Appello che viene fatto anche e soprattutto a Roma. In Italia sappiamo ci sono tantissimi problemi, ci sono tantissime esigenze, ma sono troppi anni che molta gente alza la voce nel far capire la situazione di questi sacrari ed è arrivato il momento di mettere anche nella finanziaria un capitolo apposito per la loro salvaguardia. Per esempio quello di Bassano, a che punto siamo? Le dico la verità, come ben tutti sanno, sono 3 anni che io mi sto interessando dell'ossario di Bassano del Grappa. Siamo arrivati al punto che stiamo capendo lo stato dell'arte, perché non riusciamo a capire com'è ad oggi lo stato dell'arte. Io mi auguro soltanto di riuscire, sarebbe già una vittoria, riuscire a capire quanti soldi mancano per la ristrutturazione definitiva del Tempio Ossario di Bassano del Grappa. Ci spostiamo a Padova, dove nei giorni scorsi c'è stata una denuncia di caporalato all'interno del MAP, il mercato agroalimentare, fatta dai sindacati della DL Cobas, che ha fatto anche il nome di 2 cooperative. E adesso cosa succede? Succede che il vicepresidente del MAP, che è titolare dell'azienda che aveva dato in appalto i servizi a queste 2 coop coinvolte, si è dimesso. Ha deciso di dimettersi dal suo recente incarico di vicepresidente del MAP, pur ribadendo ogni sua estraneità alla vicenda di caporalato. Renato Zanotto, titolare dell'azienda 2R, chiamata in causa da DL Cobas lunedì, quando il sindacato di base ha fatto emergere una storia di caporalato all'interno del mercato agroalimentare di Padova. L'azienda grossista aveva appaltato un servizio di facchinaggio a 2 cooperative denunciate dai lavoratori per la presenza di 2 caporali, un bengalese già allontanato dal MAP e un romeno. C'è un'indagine in corso e la 2R fin dal primo momento ha detto di essere all'oscuro di questi comportamenti, condannando apertamente l'operato dei 2 caporali. La nostra azienda ha sempre lavorato nel rispetto della normativa e a difesa della dignità dei lavoratori e così continuerà a fare anche nel futuro, aveva detto in una nota la 2R, attendendo gli sviluppi delle indagini per poi valutare eventuali azioni da intraprendere anche a tutela dell'immagine dell'azienda. Renato Zanotto ha comunicato così nelle scorse ore di autosospendersi dall'incarico di vicepresidente del MAP con effetto immediato, dichiarando di compiere tale passo esclusivamente per ragioni di opportunità, pur ribadendo la contestazione di ogni suo coinvolgimento nella vicenda. Il Consiglio di amministrazione del MAP ha ringraziato Zanotto per il senso di responsabilità e la sensibilità dimostrata verso l'ente, riservandosi a sua volta ogni ulteriore determinazione nel proseguo. Parliamo di Olimpiadi tra un attimo, volevo mostrarvi qualche titolo dei quotidiani online, dei nostri del nord-est, ma anche qualcuno nazionale. Il Gazzettino che apre occupandosi, cioè la notizia più importante, di un condominio sotto assedio di tossici e spacciatori. Siamo a Mestre, residenti barricati, costretti a usare le uscite laterali per entrare e uscire. È il condominio Bandiera a Mestre. Poi vi mostro il Mattino di Padova, che eccolo qui, la notizia principale, diciamo, che segue il mattino, è sul tram, quindi seconda linea del tram a Padova, ecco il punto sui cantieri e le foto dei lavori fatte dal drone, quindi l'attualità legata a questo. La Tribuna di Treviso, che invece, eccola qui, la Tribuna di Treviso si occupa anche di cronaca, la banda di ladre tradita dal vezzo del SUV verde, 4 arresti.
un quotidiano nazionale che è Repubblica, in questo caso, che però parla anche di quello che sta accadendo a nord-est, perché la prima notizia è: Buttafuoco designato presidente della Biennale di Venezia dal ministro Sangiuliano, Fratelli d'Italia esulta, conquistato un feudo della sinistra. Poi naturalmente anche questa notizia sarà approfondita dai nostri colleghi della redazione di Venezia. Adesso parliamo di Olimpiadi, perché la tensione sale anche all'interno della fondazione, va in pressing sia a livello nazionale che locale. Il Partito Democratico che dice Zaia e il ministro Abodi riferiscano in aula. Non è che dico io che è colpa di Zaia, siccome Zaia è quello che fin dall'inizio ha detto che era merito suo se le Olimpiadi si facevano, non è che può essere merito tuo se si fanno e colpa di un altro se poi non si fanno. È una questione di responsabilità. Va all'attacco il Partito Democratico regionale nei giorni in cui sul progetto della pista da bob di Cortina sta calando il sipario, mentre si sta alzando un polverone di ripicche e polemiche, un tutti contro tutti con i Dem che chiedono allo stesso Zaia di relazionare in aula a Palazzo Ferrofini, cominciando dai conti. Noi vorremmo sapere qualcosa, nel senso che il presidente Zaia, che pure dell'evento olimpico ha fatto una bandiera per se stesso, non ha mai coinvolto il Consiglio regionale per informarci su cosa stava avvenendo, quali decisioni erano state assunte, qual era lo stato di avanzamento del lavoro. O meglio, ci ha chiesto soltanto una volta cosa ne pensavamo quando ha chiesto al Consiglio regionale di l'autorizzazione per 85 milioni di debito. Da allora noi Zaia non l'abbiamo più visto. Ma i Dem sono in pressing anche a Roma, dove hanno chiesto al ministro allo sport Abodi di riferire in Parlamento. La questione del resto riguarda l'intero sistema paese, soprattutto all'indomani della fumata nera registrata nel corso del CDA della Fondazione Olimpica. Insomma, non si sa ancora dove finiranno le gare di slittino, bob, skeleton, 30 medaglie in tutto. Malagò lunedì a Vicenza aveva lasciato intendere di aver pronto un coniglio dal cilindro, ma quel coniglio ancora non si è visto, con Zaia che durante una riunione infuocata lo avrebbe definito un criceto. È davvero surreale il battibecco tra Malagò e Zaia. Qui non si tratta di criceti o di conigli, ma si tratta di istituzioni che dovrebbero fare fino in fondo il proprio dovere, che rischiano invece di aver perso il senso delle realtà, non avendo visto la complessità dei problemi presenti. A Padova c'è un progetto per un impianto fotovoltaico molto grande, con i pannelli a terra, cioè posati a terra, su un terreno delle Ferrovie dello Stato. Però i residenti protestano perché questo impianto veramente molto grande, dicono, è troppo vicino alle case. Sentiamo e vediamo. 10 ettari, 10.000 pannelli, potenza di 5 megawatt. Parliamo del progetto di un grande impianto fotovoltaico a terra che sta prendendo forma a Campomarte, nel quartiere Palestro di Padova, a poche centinaia di metri dalle mura. I lavori sono già partiti su un'area di proprietà della rete ferroviaria italiana. I residenti hanno fatto una ricerca e questo dovrebbe essere l'impianto nel tessuto urbano più grande d'Europa. E il comitato Palestro 30 e Lode scende in strada. Semplici cittadini, insegnanti, ricercatori universitari e molto altro, preoccupati perché mancherebbe lo studio dell'impatto sulla salute e quello sulle isole di calore, perché questa è già una zona delle più calde a Padova ed d'estate l'impianto potrebbe provocare un ulteriore innalzamento della temperatura. Siamo venuti a sapere a fine settembre, con quello che è stato l'avvio degli abbattimenti di alcuni alberi, del progetto di Ferrovie dello Stato di costruire un parco fotovoltaico a terra di 5 megawatt. Siamo in un quartiere in cui il verde scarseggia, abbiamo 3,8 metri quadri per abitante nel quartiere Palestro di verde pubblico a fronte dei 15 previsti da normativa regionale, quindi quello che noi chiediamo è che si metta da parte il progetto del fotovoltaico e che venga realizzato un parco urbano, anche per mitigare quella che è un'isola di calore che alle nostre spalle è uno dei punti più caldi del quartiere. Il comitato, pur sapendo che il proprietario è Rete Ferroviaria Italiana, chiede al Comune di rispondere, di dare certezze e di prendersi la responsabilità di uno studio sulla salute. Come mai sono iniziati i lavori prima della effettiva esecutività dell'opera?
Secondo, il Comune che attività ha messo in atto per il controllo del territorio? Se il progetto presentato da Ferrovie è completo di tutte le analisi sia ambientali sia della salute, relativamente alla salute pubblica della cosa. Il Comune, già poste queste domande 20 giorni fa con mail, non ha mai dato risposta. Vorremmo che il Comune valutasse l'impatto effettivo dell'impianto. Ora i residenti sono pronti a fare di tutto per fermare l'opera, si rivolgeranno agli avvocati e a suon di carte bollate proveranno a far interrompere i lavori. Vedremo una vicenda che coinvolge i cittadini, quindi vedremo come andrà a finire, cercheremo di seguirla, mentre la cronaca ci riporta a Vicenza, o meglio nell'Alto Vicentino, perché ci sono stati controlli notturni dei carabinieri con 2 patenti ritirate, un locale pubblico in cui è stato trovato un lavoratore non assunto regolarmente, quindi sanzionato anche questo locale. Ci racconta tutto Daniele Garbin. Schio. Identificate 90 persone, controllati 46 veicoli ed alcuni esercizi pubblici. È il bilancio dell'ultimo servizio di controllo notturno del territorio nell'Alto Vicentino dei Carabinieri per prevenire reati lungo le principali arterie stradali e unitamente al personale del nucleo di ispettorato del lavoro anche il rispetto delle normative in alcuni locali. Ad Isola Vicentina infatti un esercizio pubblico è stato sanzionato amministrativamente per oltre 7.000 euro perché uno dei dipendenti non era stato assunto regolarmente. Ad Arsiero un giovane è stato denunciato per il possesso di una modica quantità di hashish, di un bilancino di precisione e nella sua abitazione i militari hanno rivenuto anche materiale per il confezionamento di dosi di stupefacente. A Malo e a Valdastico a 2 automobilisti è stata ritirata la patente perché trovati alla guida con un tasso alcolemico rispettivamente di 0,77 e 1,44 grammi litro. Denunciati infine 2 giovani a Schio e a Malo perché trovati in possesso di un tirapugni e 2 coltelli. Parliamo di migranti e per parlarne ci spostiamo a Belluno dove prosegue comunque l'emergenza perché ne continuano ad arrivare sul territorio provinciale. Dalla prefettura l'invito alle istituzioni a farsi avanti per trovare sistemazioni. Il prefetto Savastano dice rischiano di rimanere per strada. Mi appello alla provincia, ai 61 comuni, alla diocesi, alla Croce Rossa, a tutte le cooperative del terzo settore, alla solidarietà dei privati cittadini, perché siamo alla ricerca anche di un locale nel quale collocare 30 brandine. Aiutateci alla richiesta del prefetto di Belluno Mariano Savastano ad enti e istituzioni del territorio nel contesto della gestione dell'emergenza migranti. Da più di un mese sono stipate in un deposito comunale 30 brandine ottenute dalla Protezione Civile Nazionale, ma non si trova in tutti i 61 comuni della provincia di Belluno un solo locale dove collocarle. Dalla prefettura le richieste alle istituzioni sono partite a tappeto in un grido non solo politico ma umanitario perché si possa dare un tetto e un pasto alle persone che scappano da guerre e carestie per costruirsi un futuro. Abbiamo il dovere anche morale di fare tutto il possibile per accoglierli. Previsto per oggi l'arrivo di altri 5 migranti che si aggiungono ai 393 già presenti in provincia e di cui 17 sono minori. Se non troviamo al più presto una sistemazione rimarranno per strada, riporta il prefetto, e ancora servono strutture pronte all'uso, non fabbricati inagibili, con riferimento agli immobili resi disponibili da alcuni comuni, tra cui Belluno, che però necessitano di interventi di manutenzione per poter essere occupati. Serve uno scossone, incalza Savastano, e una presa di coscienza pragmatica, poiché anche nella nostra provincia, segnata peraltro a sua volta da un passato di grandissime emigrazioni, si trovino soluzioni strutturali per gestire un fenomeno che verosimilmente non si risolverà a breve. E in questi giorni, insomma, ci ricordiamo, è l'anniversario della tempesta Vaia. Siamo al 5° anniversario proprio in questi giorni ed è entrata in funzione, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, la cassa di laminazione sul Muson dei Sassi tra Riese Pio X e Fonte. L'assessore regionale Bottacin dice senza quell'intervento oggi quelle zone sarebbero finite sott'acqua.
Il Musone dei Sassi è cresciuto molto rapidamente nel suo livello e nella sua portata e quindi è stata aperta la cassa di espansione che è stata realizzata a monte di Castelfranco ovviamente, e perché le casse di espansione vengono fatte a monte per preservare tutto ciò che c'è a valle, e questo ha consentito di evitare che Castelfranco finisse sott'acqua. Sono entrate in funzione per la prima volta le casse di laminazione del Musone dei Sassi tra Riese Pio X e Fonte. Dopo le recenti e abbondanti piogge, il Musone, canale a regime torrentizio, ha raggiunto i 2,30 metri, altezza che ha fatto scattare lo stato di attenzione, e la Regione, tramite il Genio Civile, ha deciso di mettere in funzione la cassa di espansione. Era arrivata un'allerta Musone. Il Musone ha una caratteristica, è un torrente che sale molto velocemente. L'intervento della cassa di espansione ha fatto in modo tale che insomma non sia successo niente. Non era ancora collaudata. Significa che si usano poco, però nel momento in cui servono, se ci sono alcuni drammi, non li viviamo più. Opera da oltre 18 milioni di euro, realizzata dalla Regione Veneto per mettere in sicurezza i territori rivieraschi e che rientra nel piano di interventi messo a punto dopo l'alluvione del 2010. A commentare l'entrata in funzione delle casse di laminazione anche il presidente Luca Zaia, che esprime la sua soddisfazione ricordando che opere come questa dimostrano come l'impegno per la sicurezza idrogeologica dei territori da parte della Regione non si ferma. Sono opere assolutamente importanti, fondamentali. Noi ne abbiamo avviate fra progettazione e realizzazione, alcune sono in corso di realizzazione, alcune sono già terminate come appunto questa, 23 in tutto il Veneto. L'obiettivo è quello di garantire una maggior sicurezza ai cittadini. La loro efficacia è dimostrata, oggi siamo all'asciutto. In un condominio di Padova si sono fermati i lavori per il superbonus, anzi i lavori del superbonus, e in questi giorni è entrata addirittura l'acqua in casa, e quindi insomma è logico immaginare la rabbia dei residenti. Con la pioggia naturalmente mi sono trovata l'acqua sopra la cucina, e non potendo chiamare nessuno perché purtroppo il cantiere li hanno licenziati e di conseguenza loro non possono neanche venire a riparare. Ieri ci siamo svegliati col bagno allagato, tutti e due i bagni, perché hanno sempre dei camini, diciamo, di spiato dell'aria. Marina e Laura sono due residenti di un palazzo di via Maroncelli a Padova, un condominio di proprietà comunale gestito da Ater che da aprile sta affrontando un lavoro di sistemazione grazie al superbonus 110. Il cantiere però si è fermato da settimane, l'opera di efficientamento energetico si è interrotta bruscamente senza completare i lavori perché il consorzio di cooperative che aveva avuto in subappalto la gestione dei lavori non paga i manovali. Sul tetto manca la posa delle tegole e con le piogge delle scorse ore è entrata l'acqua negli appartamenti, in cucina da Marina, in bagno da Laura. La preoccupazione è che io ho un uomo ammalato e vado via in Croce Verde, per cui se vengo a casa e mi trovo allagata, no, mi vado in crisi, perché mi viene l'ansia quando piove. Perché sto qua con gli asciugamani. Mantenere la casa sana, perché ho i polmoni molto fragili, è una cosa fondamentale, quindi avere le muffe che incominciano a formarsi, aver dovuto portare dentro le piante, cose, ci ha creato veramente un disagio enorme. Noi non abbiamo il problema che il lavoro è fatto più che altro male, è che è interrotto e quindi sta creando dei danni. Questi sono solo 2 casi, ma tanti residenti hanno protestato per chiedere la ripresa dei lavori. A loro fianco anche gli operai che sono stati costretti a interromperli. Vogliamo vedere veramente terminati i lavori, che vogliamo vedere le persone che hanno lavorato fino adesso veramente in maniera egregia, andando oltre quelle che erano le loro competenze. Adesso vedere che tutto questo è fermo per lasciarci che cosa? Che da aprile abbiamo i ponteggi, siamo a ottobre? Se viene un po' più freddo il riscaldamento lo possiamo accendere? Anche se non si mostra in volto, questa residente che ha avuto problemi di infiltrazioni esprime solidarietà agli operai e chiede che siano loro a concludere l'intervento. Ater sta seguendo da vicino la questione e ha sentito l'impresa appaltatrice che sembra a buon punto nella trattativa con la cooperativa che ha in subappalto. Quindi a giorni la situazione si potrebbe sbloccare. Pronti a recarci e a spostarci nelle altre province del Veneto? Lo facciamo subito dopo una breve pausa.
Eccoci tornati in studio per l'ultima parte di Focus TG, saremo insieme fino alle 13:30, infatti vi abbiamo raccontato già molto di quello che è accaduto e sta accadendo a Nord-Est. Torniamo a Vicenza, dove abbiamo parlato nel collegamento in diretta con Sciaro Di Carlo e con il questore Paolo Sartori dell'allarme comunque sicurezza, un allarme che non è di oggi ma che impegna molto le forze dell'ordine e i commercianti chiedono interventi immediati per riportare la sicurezza in città. Degrado, criminalità, droga. Vicenza giungla urbana. Le forze dell'ordine pattugliano i quartieri ad alta tensione. Luci blu, i lampeggianti spezzano il buio della sera. Ma anche l'ultima è stata una notte di spaccate, di razzie. In poche ore sarebbero stati colpiti 2 locali della periferia di Vicenza, uno a est in via Zamenhof e uno a ovest in via Vecchia Ferriera. E i commercianti esasperati chiedono soluzioni immediate. Fra un po' cambia anche l'ora. Alle 5 sarà buio. Cosa succede nelle periferie e soprattutto nel centro storico? È un problema che va preso ma di petto adesso. Ci sono degli immigrati e purtroppo creano un sacco di problemi proprio perché sono quelli che poi si riuniscono in bande, e mentre invece noi avremmo bisogno di altri immigrati, cioè quelli che abbiamo bisogno dei nostri posti di lavoro. Il sindaco Giacomo Possamai è a Roma, dove ieri ha incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a cui ha chiesto di riportare l'esercito a Vicenza. Il Ministro ha preso in considerazione la richiesta, insieme a questa abbiamo anche chiesto di aumentare il numero di agenti delle forze dell'ordine sul territorio. Abbiamo bisogno di risposte a Vicenza e su questo devo dire ho trovato da parte del Ministro una grande attenzione e anche una grande disponibilità a ragionare con il territorio, con i sindaci, con gli amministratori locali, tanto che ha palesato la volontà di venire a Vicenza nei prossimi mesi per rendersi conto di persona della situazione e anche per fare il punto della situazione insieme. Ma non è solo la criminalità o la presenza di pusher, di tossicodipendenti a creare allarme sociale, c'è anche l'accattonaggio molesto. Proprio ieri qui vicino stavo guardando un negozio, si avvicina un tossico e mi chiede dei soldi. Naturalmente io gli dico di no e mi ha preso a male parole. Allora, questo è una cosa che sta avvenendo tutti i giorni. Il guaio è che qua ci sono anche tanti turisti che vengono a visitare Vicenza. Credo non sia assolutamente un biglietto da visita per tutti i turisti che ci sono. E proprio mentre diamo voce in diretta nella prima edizione del telegiornale ai commercianti che denunciano presenze moleste e sfacciate, ecco che succede l'imprevisto. La nostra troupe viene disturbata mentre sta lavorando. Con una sola voce chiedono interventi urgenti di affrontare il problema alla radice. Ecco, qui come vedete che cosa succede. Grazie. Sei apparso, hai avuto il tuo momento di notorietà. Che cosa succede? Grazie. Succede che c'è degrado, che c'è gente che si comporta male. Ti puoi spostare per favore? Allora, avete visto, questo lo state vedendo in diretta. Siamo in diretta, non stai facendo bella figura. Tu non stai facendo bella figura. Bene, hai sentito. E noi continuiamo il nostro racconto. Sulle strade di Vicenza verrà riportato l'esercito e il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità la proposta di supportare le forze dell'ordine con delle guardie giurate. Ma qualsiasi provvedimento va messo in campo subito, non è più tempo di aspettare. Che è un momento da prendere in modo con urgenza, proprio bisogna farlo, perché il problema diventa sempre più gravoso. Noi vogliamo una città sicura, punto. E da Vicenza andiamo a Bassano, anzi a Tezze sul Brenta, per l'inquinamento da cromo esavalente. Partiranno infatti a breve i lavori di bonifica definitiva. Quello di Tezze sul Brenta è uno dei casi più gravi di inquinamento da cromo esavalente scoperti in Europa. Per 30 anni la Tricom prima e la PM Galvanica dopo dispersero nel terreno la pericolosissima sostanza cancerogena e mutagena, finendo per inquinare la falda acquifera. Un danno enorme per l'ambiente, grandissimi rischi per la salute dei lavoratori e dei cittadini, una ferita per il territorio. Finalmente, dopo tanti anni, arriva la notizia che tutti aspettavano. Il 2 novembre il Comune di Tezze firmerà il contratto con il quale saranno affidati i lavori di realizzazione del cosiddetto sarcofago di cemento, l'involucro destinato a confinare e contenere il terreno inquinato dalla fabbrica dei veleni.
Ad aggiudicarsi la gara il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle ditte Vippel SRL di Cagliari e Exa Green di Noale per un importo di 6,5 milioni di euro. La firma del contratto dunque il 2 novembre, dopo qualche giorno ci sarà la consegna dei lavori, la cui conclusione è prevista per la metà del 2026. L'opera sarà finanziata per 6 milioni di euro dalla Regione Veneto, 1.850.000 euro dal Ministero dell'Ambiente. Il sarcofago di cemento avrà un perimetro di circa 140 metri, 1.200 metri quadrati, l'area interessata dalla bonifica. Le pareti laterali avranno uno spessore di 1 metro e andranno ad una profondità di 23,5 metri. Il tappo di fondo avrà invece lo spessore di 2 metri. Nella scatola di cemento sarà poi iniettata una sostanza che renderà inerte il cromo in modo che non possa più disciogliersi nell'acqua di falda, contaminandola. Un'opera tanto attesa, finalmente si inizia a scrivere la parola fine sulla terribile storia dell'inquinamento della falda da cromo esavalente. A Sottomarina, quindi siamo a Chioggia, sono iniziati i lavori di muratura dell'ex hotel Capo Est, occupato da sbandati e senza tetto e da anni teatro di numerosi episodi di criminalità. Vediamo. A Chioggia sono iniziate le operazioni di muratura nell'hotel ex Capo Est, da tempo dimora di sbandati, senza tetto e migranti, luogo di bivacchi e teatro di numerose risse denunciate più volte dai residenti che fino ad oggi hanno vissuto sotto assedio del degrado. I lavori di muratura di porte e finestre per evitare numerosi momenti di sgombero forzato a cui seguivano nuovi atti di occupazione abusiva, sempre di tossicodipendenti e pure di criminali, così da assicurarsi che nessuno possa più nuovamente entrare. Presente anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che ha seguito da ormai 1 anno questa situazione di illegalità che perdurava da più di 10 anni. I lavori di muratura finiranno tra circa 3-4 giorni, così da previsione di piano comunale. E adesso un servizio di politica, andiamo a Padova perché l'opposizione in Consiglio Comunale contesta l'aumento dell'IRPEF, dice che è ingiustificato e che va a colpire principalmente le famiglie. Potete pensare una famiglia monoreddito con 1.500 euro tra gli aumenti dei prezzi con l'inflazione, cioè tra l'aumento della benzina, tra gli aumenti vari delle spese correnti, se gli aumentiamo anche l'addizionale IRPEF vuol dire che non abbiamo capito, questa amministrazione non ha capito il momento di difficoltà che stanno attraversando molte famiglie, compresi i cittadini padovani. Se dovesse realizzarsi l'aumento dell'IRPEF, il più colpito sarebbe il ceto medio. Così l'opposizione a Palazzo Moroni, per voce di Manuel Bianzale, esponente della minoranza, e dell'associazione Padova sul possibile rimodulamento dell'addizionale comunale. Solo pochi mesi fa in Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio, che è un bilancio solido, un bilancio positivo, tra l'altro gode di oltre 300 milioni di euro dei fondi del PNRR, quindi l'aumento dell'addizionale IRPEF, che dai conti sembrerebbe attestarsi intorno al 1 milione di euro, rappresenta veramente un intervento che ha più un sapore di favore ad una parte politica che di reale esigenza dell'amministrazione comunale, del bilancio dell'amministrazione comunale. Le risorse non devono venire dai cittadini, sottolinea l'esponente della minoranza, ma devono arrivare da tagli alla spesa. Prima di alzare le tasse sarebbe bene fare una revisione delle spese, una razionalizzazione, andare a verificare dove si può tagliare, sui incarichi, sulle spese correnti, cioè applicare e adottare una politica di razionalizzazione dei costi come fanno tutte le aziende, come fanno le famiglie. Eccoci ancora in tempo per parlare della osteoartrosi, che è una malattia che ora ha, diciamo, una nuova possibilità di cura, perché il Ministero della Salute investe quasi 1 milione di euro nella ricerca effettuata nei laboratori di terapie cellulari dell'ULSS 8 Berica, quindi a Vicenza. Io penso che il fatto di aver inserito questo laboratorio in questo grande cluster a livello nazionale ne conferma la sua centralità.
conferma la bontà di quello che è stato fatto in questi anni e rimette al centro il sistema sanitario nazionale e la ricerca pubblica. Per ricercare nuove terapie per la cura delle osteoartrosi e di altre malattie autoimmuni, il laboratorio terapie cellulari avanzate dell'USOTTO Berica riceverà dallo Stato un finanziamento di 900.000 euro in 4 anni attraverso i fondi del PNRR. La soddisfazione dei dirigenti locali per aver visto riconosciuto il lungo lavoro compiuto negli anni per ottenere le complesse autorizzazioni per procedere con la ricerca pura. In questi laboratori si sperimentano nuove vie farmacologiche quando le terapie consolidate non danno più alcun miglioramento. Competenze peculiari per cui il laboratorio è stato scelto come partner del progetto gestito dal Ministero della Salute. Che vede il nostro centro partner di questo progetto nazionale per la costituzione di una rete con le eccellenze scientifiche, con ospedali IRCS che si occupano proprio di migliorare la vita e dare una possibilità ai pazienti che fino a qualche tempo fa vedevano impossibile il proseguo. L'utilizzazione delle cellule, in particolare quelle che noi utilizziamo, che sono le cellule stromali mesenchimali, che hanno un effetto di rigenerazione sui tessuti. Quindi tutte le degenerazioni nelle discopatie, ad esempio, ma queste cellule hanno un uso anche più ampio. Ad esempio abbiamo dei programmi molto importanti nella rigenerazione dell'esofago e nelle fistole, ad esempio nel morbo di Crohn. Cioè ogni qualvolta è richiesta un'azione rigenerativa delle cellule. Con questa buona notizia è il momento di salutarci, si chiude qui Focus TG, vi ringrazio per averci seguito, auguro buon pranzo a chi deve ancora mangiare, buon pomeriggio, poi seguiteci con tutti i nostri programmi di Rete Veneta fino ad arrivare ai notiziari. Grazie, arrivederci.